Negli ultimi giorni la mia Olimpiade ha avuto una svolta, finirò in bellezza e non posso che esserne contento. Sono le parole del vicentino Davide Ghiotto, medaglia d'oro nell'inseguimento uomini del pattinaggio di velocità, arrivata dopo il mancato podio nei 10.000 metri, che ha espresso la sua immensa emozione per essere stato scelto con Lisa Vittozzi come portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, che si terrà domenica sera all'Arena di Verona. Pattinatore che al suo rientro a casa dovrà districarsi tra i festeggiamenti a Zovencedo, dove abita, e ad Altavilla Vicentina, di cui è originario, dove è atteso da cittadini e dall'amministrazione già lunedì per una cerimonia aperta a chiunque voglia festeggiare il campione classe 1993, dove gli sarà consegnata una targa di riconoscimento. Il 23 febbraio presso la sala consigliare del comune di Altavilla Vicentina alle ore 19 consegneremo a lui una targa commemorativa del suo enorme traguardo che ha portato sulla vetta del mondo il nostro comune e il nostro paese.